La reazione del pubblico era meravigliosa, sono venuti in tanti, c'era anche il sindaco, c'era il vice sindaco che a questo punto volevamo ringraziare molto. Il caso, dopo aver fatto il Giro d'Italia, è definitivamente chiuso. È stato infatti un successo il concerto riparatore del quartetto Le Corde del Mondo, ensemble di musicisti professionisti che 2 settimane fa a Mogliano era stato multato dalla polizia locale perché si stava esibendo durante il mercato senza autorizzazione, 400 euro di verbale che avevano indignato in molti e portato la stessa amministrazione comunale a correre ai ripari, concedendo lo spazio per il 25 aprile. In tanti hanno voluto esserci. Hanno visto che non siamo questi, non so, giravaghi così che disturbano ogni tanto. La stessa amministrazione, come annunciato dal vice sindaco Giorgio Copparoni, metterà mano al regolamento sugli artisti di strada, mentre i soldi raccolti saranno usati dai musicisti per pagare la multa, in mezzo alla popolarità acquisita che non fa mai male. Sarà pagata e anche i cittadini hanno dato l'offerta e siamo stracontenti perché alla fine era anche grande pubblicità per noi, e già hanno risolto anche tutto il regolamento, quindi noi abbiamo aiutato anche il comune di Mogliano di fissare il regolamento proprio per artisti di strada.